Non, non, Mangia, mangia. je devais l'appeler pour ça. Et puis je l'ai appelé tout à l'heure. Elle m'a dit écoute, je viens Spaghetti, pas, j'ai pas envie de sortir. pollo, Je vais chez peperoni, me faire panzarotti e les dei ongles. bignè. Et demain je ne peux pas parce que j'ai l'album de photos. Bon, enfin, Andiamo in cucina e vediamo che ci c'est sta. pas très grave de toute façon. Boh. Di pollo e peperoni. Allora, ragazzi, questo coronavirus è diventato veramente un virus. Cioè, un virus proprio per tutti quanti, una rottura veramente di coglioni, di cose allucinanti. È scaduto. Il 12/03/2020. Oggi è 5. Oggi è 5. Allora, lo sapete che facciamo? Spaghetti, pollo, peperone, una tazzina di caffè. E quindi vado proprio a cagare. Facciamo una peperonata di pollo e la mettiamo su dei crostini di pane cotti induriti alla brace con dell'aglio tipo bruschetta. Vabbè, facciamo questa cosa sfiziosa. A più tardi. Va. Voilà, allora ragazzi, iniziamo quindi la nostra preparazione. Abbiamo già preparato un po' di olive, un po' di capperi. Qua abbiamo del bel prezzemolo, qua abbiamo i nostri peperoni. Potete prenderli anche quelli freschi, sono a naturale comunque. E il nostro petto di pollo che potete tagliare a listerelle, a cubetti, praticamente come volete voi. Quindi lo tagliamo, lo puliamo principalmente dai nervetti e tutte quelle cosettine e quindi poi lo facciamo a pezzi. Voilà, allora ragazzi, pulito il nostro pollo e fatto a pezzettini, adesso lo infariniamo leggermente, lo mettiamo in una padella con un po' di olio e lo cominciamo a far cuocere. Non dimenticate che potete aggiungere a questo pollo del vino, quindi nella fase finale della cottura, che deve essere ben dorato, quindi ben dorato, ben cotto, potete aggiungere del vino oppure potete aggiungere anche del Grand Marnier se voi volete, però questa è una cosa vostra, del vino bianco o rosé. Voilà. Allora, i peperoni, allora se avete peperoni freschi, allora li dovete cuocere prima del petto di pollo. Quindi fate cuocere i peperoni e poi dopo aggiungete il petto di pollo. Se invece avete questi provoloni, peperoni a naturale, allora li scolate dall'acqua, ok, e li cuocete dopo aver cotto il pollo. Se invece li avete quelli sotto olio, potete inserirli direttamente con lo stesso olio dei peperoni, così diventa più saporito. Questo sono praticamente gratinati, ma sono a naturale. Ah no, sono in olio di girasole, però comunque non lo andremo a utilizzare l'olio di girasole, però comunque sono molto più saporiti perché già comunque hanno l'olio. Allora, un po' di olio nella padella e incominciamo a cuocere il nostro petto di pollo. In realtà penso di aver messo un po' troppo, però possiamo togliere un poco. Voilà. E continuiamo la cottura. Voilà. Abbiamo tagliato un po' i peperoni. Allora ragazzi, io lo sto facendo con i peperoni non li mangio,
io amo tantissimo il gusto dei peperoni, però quando mangio i peperoni proprio non li digerisco, è più forte di me, non ce la faccio. E quindi io lo faccio solo semplicemente per il gusto dei peperoni, quindi i peperoni non li mangio. Quindi andremo a mettere tra poco, andiamo a vedere la cottura, cominciamo a ritirare un po' i nostri pezzi. Stai mangiando tu? Voilà. Il pollo deve essere cotto bene, ragazzi. Il pollo è come il maiale, deve essere cotto bene. Voilà, quindi facciamo ben rosolare, facciamo dorate così, vedete? E quindi passiamo alla fase successiva. Voilà, quando vedete che ha raggiunto una bella croccantezza, significa che il pollo è cotto, adesso andranno tutte cose che sono umide, quindi il pollo tenderà poi ad ammorbidirsi un po' di più. Voilà. Adesso buttiamo il nostro vino e che facciamo praticamente evaporare. Andremo a preparare anche una cipolla. Voilà. Allora, sfumato tutto il vino, nel frattempo abbiamo aggiunto un po' di peperoncino per farlo un po' piccante, poi aggiungiamo adesso le cipolle, facciamo cuocere un paio di minuti le cipolle e poi andiamo a inserire tutto il resto della roba. Quindi andiamo a mettere anche dei pomodorini freschi in modo che dà l'umido al nostro pollo. Quindi pomodorini freschi che facciamo cuocere per 2 minuti e dopodiché andremo a introdurre i peperoni, le olive e i capperi. Voilà, una bella quantità di prezzemolo, abbiamo aggiunto anche le nostre cipolline ed adesso andiamo ad aggiungere i nostri pomodori. Un paio di minuti, loro perdono la loro acqua. Facciamo andare a prendere anche del basilico fresco. Voilà, arrivati a questo punto che i nostri pomodorini con 2 minuti di cottura hanno perso la loro acqua, aggiungiamo peperoni ed olive. Siente caldo, così. Che bello. E quindi facciamo cuocere per altri 2 minuti fino a quando i peperoni non sono belli ammorbiditi e il piatto è praticamente pronto. Aggiungiamo un po' di basilico, vedete, bello fresco. E quindi poi scegliete se metterlo sopra dei crostoni di pane. Io farò, è troppo non guaccia, quindi non mangio normale la baguette. Adesso lo gustiamo di sale, se sta bene penso di sì, di pepe e tutte cosatelle appresse. Madonna mia, sta proprio bene ed è proprio buonissimo, questo va proprio sui crostoni di pane, che devo fare? Già fai i crostoni. No, mi piace il panno fresco. Vabbè, è una sorpresa, troppo mia. Profumo del basilico che sale, bellissimo ragazzi.
un piatto semplice, un secondo piatto perfetto, abbastanza economico ed è buono perché non ha tante calorie, un po' i peperoni che sono pesanti però, ed è veramente buono. Non ammettete roba strana tipo formaggi, ragazzi, non mangia così. Ciao ciao a tutti quanti. Buono, tutto perfetto, salatura perfetta, piccante perfetto, gusto perfetto, tutto ben legato, buonissimo. Ciao ciao a tutti, alla prossima ricetta. Immagino che il piatto parla da solo. Mamma mia, se ne sono fatto 1 chilo non me ne sono mangiato 2 chili. Buonissimo, fatelo.